amici, Cristo tutti invia, siate messaggeri, Cristo tutti invita, siate miei amici, Cristo tutti invia, siate messaggeri. Ognuno di voi è prezioso per Cristo. Ognuno di voi è stato redento con la sua sangue. Ognuno di voi è conosciuto personalmente e amato teneramente, anche quando non se ne rende conto. Lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria e illuminando la nostra vita. Chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. John Paul II, he loves you. È Gesù che cercate quando sognate di felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. È Lui. Tu conosci le sofferenze e le speranze, le lotte e le divisioni di questi nostri fratelli. Ti preghiamo perché possano trovare in te e nella tua parola un germe di vita, ricchezza spirituale, unità e pace. Trovino la forza di distruggere le barriere per proclamare la dignità di ogni persona e intraprendere un cammino di riconciliazione e unità.
religiosa, politica e sociale. Signore Gesù, Verbo della vita, vieni con la luce del tuo Spirito e infondi ai popoli d'Europa. Nell'amore di Cristo si trova la sorgente di tutta la vita cristiana, dice il Papa nel suo messaggio ai giovani. Questo amore ci permette di superare tutte le prove, la scoperta dei nostri peccati, la sofferenza, lo scoraggiamento. Da qui l'invito di Benedetto XVI: mettetevi in ascolto di Dio, che ha un suo disegno di amore su ciascuno di voi. E da qui la scelta del tema della GMG di quest'anno: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? È la domanda del giovane ricco nel suo incontro con Gesù, un incontro che mostra, spiega il Papa, la grande attenzione di Gesù verso i giovani. Mostra, sottolinea rivolgendosi proprio ai giovani, quanto sia grande il suo desiderio di incontrarvi personalmente e di aprire un dialogo con ciascuno di voi. Tu sei la nostra divinità, Come il giovane ricco del Vangelo che chiede a Gesù cosa devo fare, forse anche voi, dice il Papa, vivete situazioni di instabilità, di turbamento o di sofferenza che vi portano ad aspirare ad una vita non mediocre e a chiedervi in che cosa consiste una vita riuscita, che cosa devo fare. Il cristianesimo non è primariamente una morale, dice ancora il Papa, aggiungendo che è innanzitutto un'esperienza di Gesù Cristo. Spiega, il cristianesimo è sperimentare che Cristo ci ama personalmente e lo fa anche quando gli voltiamo le spalle. E il Papa invita a non lasciare inascoltate le chiamate alla vita sacerdotale o religiosa o al matrimonio e ad andare controcorrente se lo chiede il Vangelo. Benedetto XVI ricorda che la mentalità attuale propone una libertà svincolata da valori, da regole, da norme oggettive e invita a rifiutare ogni limite ai desideri del momento. Ma questo tipo di proposta, afferma, invece di condurre alla vera libertà, porta l'uomo a diventare schiavo di se stesso, dei suoi desideri immediati, degli idoli come il potere, il denaro, il piacere sfrenato. Il Papa sa e ricorda le difficoltà dei giovani. Chi vive oggi la condizione giovanile, dice, si trova ad affrontare problemi derivati dalla disoccupazione, dalla mancanza di riferimenti ideali certi e di prospettive concrete per il futuro. Affrontando il tema della crisi economica e riprendendo la sua enciclica sociale Caritas in Veritate, il Papa ricorda alcune grandi sfide attuali, invitando i giovani a contribuire per il bene comune. Dall'ecologia alla redistribuzione dei beni, dal controllo dei meccanismi finanziari alla lotta contro la fame nel mondo, dalla difesa della dignità e della vita al buon uso dei mezzi di comunicazione sociale. In conclusione il Papa invita a non dimenticare tutti i doni che il Signore ha rinchiuso nel cuore di ciascuno. Raccomanda ai giovani di impegnarsi in percorsi seri di formazione personale e di studio per servire in maniera competente e generosa il bene comune. Il futuro è nelle mani di chi sa cercare e trovare ragioni forti di vita e di speranza. Siempre a él,
all'orizzonte una grande luce, viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 La morte è uccisa, la vita ha vinto, e Pasqua in tutto il mondo. Un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa. Sotto lo sguardo di Maria, comunità, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. I vittori del passato, secoli di storia, vite date per amore, santi che han creduto, uomini che ad alta quota insegnano a volare. Chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare, e oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù, siamo qui, sotto
poured out its lifeblood out of love, and cast it from the ancient world, will send us on our way. By following Christ, together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Si grand que Dieu nous a fait, en Christ son Fils unique, l'humanité renouvelée, puis est sauvée.